Perché non accada mai più, ricordiamo. È la mostra composta da 40 pannelli presentata al Centro Culturale Candiani in occasione della Giornata della Memoria e visitabile fino al 30 gennaio, che illustra uno dei più feroci massacri della storia, presupposto storico della Shoah. La mostra evidenzia le politiche di sterilizzazione coatta messe in atto in Germania fin dal 1933, sulla scia del darwinismo sociale di Galton e dell'obiettivo di migliorare la razza umana. Bambini disabili, chi non era più socialmente produttivo andava eliminato in quanto costo inutile per la società. Action T4, da cui prende il nome la mostra, è il programma che nel 1939 promosse l'eutanasia degli adulti, anziani affetti da demenza senile, schizofrenia o quant'altro. Successivamente sono stati uccisi quelli che erano internati nei campi di sterminio e che in realtà non potevano più autosostenersi e partecipare alla produzione bellica tedesca. Questa ultima parte è stata definita come Action 14 F13 e complessivamente sotto il nome di Action sono state uccise 330.000 persone. Una mostra dunque che ripercorre come tutto ebbe inizio, mostrando i più giovani, poiché ricordare è importantissimo, dove una ideologia di follia e ferocia dell'uomo possa arrivare, perché quanto accaduto non avvenga mai più. Io ero allora giovane, molto giovane, però ho un ricordo della persecuzione degli ebrei che è antecedente all'8 settembre. Nel maggio del 1943 ebbi l'occasione, così occasionalmente, proprio di assistere a Trieste, io studiavo lì a Trieste, di assistere a una specie di pogrom, cioè una devastazione di negozi ebrei. C'erano stati funerali alcuni giorni prima, no, il giorno stesso, quella mattina, i funerali di 6 militi della milizia fascista uccisi dai partigiani sul Carso, e gli squadristi, diciamo, si organizzarono e invece di prendersela, non so, con gli sloveni, con i negozi sloveni, eccetera, se la presero con gli ebrei. Gli ebrei venivano visti come la sorgente di tutti i mali.